Iniziamo. Sì, funziona. Buonasera a tutti. Direi di iniziare il Consiglio Comunale e in primis darei la parola al segretario comunale per l'appello. Letto Matteo, Fanton Rita Elisa, Tezzot Giorgia, Pellizzon Stefano, Marchiori Mauro, Tiziano Bortoluzzo, Antoniazzi Renza, Simonella Davide, Tuis Marfa, Parpinel Flavio, Tollardo Francesca, Terribile Elisa, Canali Giuseppe, Ricatto Luca et Ettore, De Stefani Gianluca, Cibin Cristina, Sutto Dino. Come consiglieri Il numero legale c'è e quindi procederei con l'esecuzione dell'inno nazionale. Nomino gli scrutatori nelle figure del consigliere Marchiori e della consigliera Terribile per la maggioranza e del consigliere Ricatto per l'opposizione. Intanto benvenuti a tutti i consiglieri. Ora procederemo con il primo punto all'ordine del giorno, quindi l'esame degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale e delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità di ciascuno di essi. Così come previsto dalla normativa nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, anche se non è stato, così com'è il caso, prodotto alcun reclamo, esamina le condizioni degli eletti e dichiara la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause previste dal testo unico. E quindi ora darò lettura del nominativo del candidato eletto alla carica di sindaco e dell'elenco dei consiglieri proclamati e ovviamente invitando successivamente eventuali dichiarazioni da parte dei consiglieri se sussistano condizioni di nullità all'elezione di uno o più consiglieri e precisando i motivi. Quindi il sindaco eletto, io sottoscritto Cappelletto Matteo, per la lista civica Livenza Rita Elisa Fanton, Giorgia Tezzot, Stefano Pellizzon, Mauro Marchiori, Tiziano Bortoluzzo, Renza Antoniazzi, Davide Simonella, Marfa Tuis, Flavio Parpinel, Francesca Tollardo ed Elisa Terribile. Per la lista insieme con Canali Sindaco Giuseppe Canali, Luca Ettore Ricatto, Gianluca De Stefani e Cristina Cibin. Per la lista Uniti per San Stino, Dino Sutto.
Ci sono dichiarazioni in tal senso e quindi motivazioni per le quali non esistono delle condizioni, quindi tutti i consiglieri sono immediatamente attivi e proclamati definitivamente con la presa d'atto da parte del Consiglio, per cui pongo in votazione l'esame degli eletti alla carica di sindaco, di consigliere comunale e delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità di ciascuno di essi per la presa d'atto. Favorevoli? Pongo in votazione l'immediata eseguibilità della deliberazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? All'unanimità. E quindi formalmente e ufficialmente di dare il benvenuto a pieno titolo a tutti i consiglieri neoeletti, ai riconfermati, e a tutti coloro che sono andati a far parte di questo Consiglio Comunale. Complimenti a tutti. Quindi giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Il secondo punto all'ordine del giorno reca la comunicazione del sindaco sulla nomina degli assessori e del vice sindaco e la presentazione ed approvazione delle linee programmatiche e di mandato. Tanto nuovamente un grazie a tutti i cittadini presenti in questa prima seduta del Consiglio Comunale, di questo nuovo Consiglio dopo le elezioni del 10 giugno, e un grazie ovviamente a tutti i cittadini che hanno partecipato alla giornata elettorale e anche a quelli che non hanno partecipato, su cui dirò dopo. E ovviamente un ringraziamento particolare ai cittadini che hanno condiviso e hanno riconfermato la mia persona e i candidati consiglieri della lista civica Livenza, la proposta programmatica della lista civica Livenza per questi ulteriori 5 anni di governo del nostro territorio. I consiglieri comunali hanno ricevuto copia delle linee programmatiche che non leggerò per esteso, che ricalcano il programma elettorale con il quale ci siamo proposti ai cittadini, ma cercherò di focalizzare l'attenzione su alcuni temi. E ovviamente il contenuto di queste linee programmatiche rappresenta il perno della proposta programmatica su cui si baserà l'attività amministrativa dei prossimi 5 anni. Credo che uno dei temi su cui maggiormente dovrà impegnarsi la prossima amministrazione è quello di lavorare per continuare a mantenere coesa e forte la nostra comunità, dedicando spazi e risorse, investendo sulle associazioni e sulle tante realtà che quotidianamente, spesso in modo discreto e silenzioso, contribuiscono a creare occasioni di incontro, momenti di crescita in tanti e differenti ambiti della vita comunitaria, dal lavoro allo sport, dall'ambiente allo sviluppo economico, dal sociale all'educazione. Il primo punto del nostro programma non può che essere la comunità intesa come un insieme di persone che realizzano e condividono spazi, interessi ed attività. Uomini e donne, progetti ed idee che devono essere custoditi e fatti crescere attraverso un costante lavoro di tutela e promozione della persona. Non ci sono ricette semplici o soluzioni banali, serve lavorare insieme. Compito di un'amministrazione è costruire le condizioni affinché tutti i portatori di interesse,
dalle famiglie, alle associazioni, agli insegnanti, ma anche ai catechisti, all'allenatore, al barista per esempio, si sentano parte della soluzione e per questo responsabilizzati. Sta a tutti noi custodire la nostra comunità e per farlo dobbiamo viverla, conoscerla e sentirci parte integrante di essa. Bisogna lavorare ancora di più assieme a quanti operano a sostegno delle persone con disabilità, a quanti, anche non direttamente coinvolti, impiegano il loro tempo e le loro energie per aiutare le persone meno fortunate. Dobbiamo continuare a sensibilizzare sul contrasto e la prevenzione di ogni forma di violenza di genere. Dobbiamo rimuovere ogni discriminazione, oppressione nei confronti delle persone a causa del loro orientamento sessuale o della loro provenienza. Bisogna prevenire ogni forma di violenza perpetrata attraverso le nuove tecnologie e creare le condizioni per un positivo confronto generazionale. Bisogna continuare a essere persone e cittadini insieme. In sintesi, gli obiettivi programmatici sono ovviamente quello di cercare di mantenere le tariffe e l'imposizione comunali nella misura più bassa possibile, garantendo l'erogazione di servizi efficienti ed adeguati alle esigenze della comunità. Realizzare un costante programma di manutenzione degli edifici comunali, delle strade, delle aree verdi e delle piste ciclabili. Favorire ulteriormente tutto l'associazionismo attraverso la realizzazione di spazi e di interventi finalizzati a rispondere alle diverse necessità, in stretto rapporto con tutte le associazioni. Migliorare la viabilità nel territorio, realizzare nuovi spazi a disposizione delle strutture scolastiche. Cito la mensa di Corbolone, la scuola dell'infanzia alla salute, l'ammodernamento e l'efficientamento energetico di tutti i plessi del capoluogo e delle frazioni, migliorandole, come dicevo, dal punto di vista energetico e più funzionali alle attività. Investire nello sport e nella cultura come elementi di crescita, di conoscenza e di sviluppo della comunità in tutte le zone del territorio. Supportare il tessuto economico e commerciale attraverso politiche finalizzate a ridurre la burocrazia e le procedure autorizzative. Approvare immediatamente il piano degli interventi per favorire soprattutto interventi edilizi calmierati a favore delle giovani coppie, la riqualificazione e il completamento delle aree già urbanizzate. Realizzare nuove modalità di accesso digitalizzate a disposizione dei cittadini, dei professionisti e delle imprese e rendere più veloce l'accesso e la consultazione delle pratiche e degli atti. Estendere ulteriormente la dotazione di portali e telecamere presenti nel territorio, continuare nella costante collaborazione tra polizia locale e forze dell'ordine, al fine di migliorare ulteriormente la sicurezza dei cittadini. Continuare nell'impegno e la proficua collaborazione presso gli enti a noi vicini, la città metropolitana di Venezia, la Regione Veneto, le istituzioni statali e i vari enti quali il Consorzio di Bonifica, l'Acquedotto, ASVO, tutte quelle aziende che operano e erogano servizi a contatto con la comunità. Garantire servizi sanitari vicini e capillari nel territorio in costante e fattiva collaborazione con l'azienda sociosanitaria del Veneto orientale. Realizzare ulteriori interventi in collaborazione con gli enti preposti per aumentare la sicurezza idraulica e idrogeologica del territorio. Poi nel programma, come dicevo prima, nelle linee programmatiche, tutti questi interventi sono dettagliati e puntuali, così come lo erano nel programma elettorale, ma per non tediare nessuno ho fatto una sintesi in tal senso. Potenziare e far crescere la nostra protezione civile anche attraverso l'ulteriore incremento delle strumentazioni in dotazione, al fine di rendere sempre più efficace e meritorio l'impegno dei volontari. Continuare con gli interventi di sistemazione delle strade, dei marciapiedi, di nuove piste ciclabili e di impianti di illuminazione pubblica con rifacimento di quelli esistenti e di riqualificazione degli spazi urbani nel capoluogo, alla Salute, a Corbolone e a Biverone. In generale dobbiamo lavorare per San Stino e le sue potenzialità, al tempo stesso valorizzarla all'interno di un contesto più ampio che vede legati insieme i comuni al di là dei propri confini amministrativi. Come dicevo, questi sono alcuni spunti riassuntivi rispetto alle linee programmatiche. Questa sera però, al termine della campagna elettorale, ci troviamo qui, ognuno con i propri ruoli a rappresentare tutta la comunità. E ovviamente il mio benvenuto e ringraziamento per i nuovi eletti, per i riconfermati, per tutti i candidati che si sono messi a disposizione, o eletti o meno nelle varie liste.
Mi permetto di salutare e ringraziare gli amici del Movimento 5 Stelle che non sono entrati in Consiglio Comunale. Al candidato Missio e ai candidati consiglieri l'augurio perché continuino a stimolare e a partecipare al dibattito e sappiano che io, la Giunta e sono convinto tutto il Consiglio Comunale saremo a disposizione per confrontarci, discutere insieme sui temi della nostra comunità, perché, eletti o meno, ogni occasione di stimolo e di germoglio alla partecipazione va coltivata e sostenuta. Un ringraziamento ai candidati sindaci Giuseppe Canali e Dino Sutto per il contributo di idee e di impegno portate avanti in questi mesi. Chiusa la campagna elettorale e quindi il periodo in cui si marcano le differenze, da oggi credo serva marcare con maggior forza gli obiettivi e la condivisione di temi e proposte. Ovviamente ognuno con la propria sensibilità, ma sicuramente sappiatemi a disposizione per condividere e raggiungere insieme risultati utili all'interesse collettivo e certo di una vostra collaborazione reciproca e costruttiva. Gestire la cosa pubblica non è così semplice come potrebbe sembrare. Ci sono responsabilità, regole, restrizioni che bisogna mettere in conto. L'entusiasmo e l'amore indiscusso per il proprio Paese sono un ottimo inizio, una valida spinta, ma occorrerà preservarli anche quando gli ostacoli tenteranno di metterli in discussione. Amministrare è avere il senso pratico delle cose, cercando di fare il possibile con le risorse a disposizione. La rappresentanza collettiva non fa capo solo al sindaco, non solo il sindaco ha quindi il dovere di rappresentare tutti, è una responsabilità che ha ogni amministratore ed ogni consigliere. Il lavoro e il contributo dato dal Consiglio Comunale uscente, ed è l'occasione per ringraziarli nuovamente, siano di esempio per questo nuovo Consiglio, in quanto, seppur nelle diverse e legittime differenze, il lavoro è sempre stato improntato e fondato sull'interesse della nostra comunità e la discussione è sempre stata rispettosa e costruttiva. Un proficuo lavoro comune in Consiglio diventa fondamentale anche per migliorare e rafforzare le attività della Giunta. Per questo, così come ho avuto modo di fare in questi primi giorni di mandato, rinnovo la disponibilità e l'invito a tutte le forze presenti in Consiglio e non a lavorare in maniera convinta e propositiva per costruire assieme la San Stino di domani. Ho letto molte analisi del voto in queste settimane, sulle quali non voglio entrare perché il numero che più deve colpirci e farci riflettere tutti è quello della partecipazione. Quando le percentuali, anche per le elezioni amministrative, continuano a diminuire, problema che non è solo sanstinese ma riguarda tutta la democrazia italiana, la riflessione deve essere comune, perché in quel 40% che non partecipa ci sono pezzi della nostra comunità che vanno recuperati, coinvolti e sensibilizzati. L'impegno quotidiano, ognuno nel proprio ruolo, diventa indispensabile per rafforzare il ruolo dell'istituzione e la rappresentatività dei cittadini. Con questi presupposti e speranze, credo, riusciremo a essere tutti protagonisti di una nuova e profonda e forte riscossa civica. Mi permetto di citare John Kennedy, che in un discorso recitato nel giugno del 1955 disse: «Non concentriamoci solo sulle nostre differenze, ma pensiamo anche ai nostri interessi comuni e a come superare tali differenze. E se le nostre divergenze non possono essere risolte oggi, almeno possiamo cercare di rendere il mondo un luogo sicuro per le diversità, perché in fin dei conti il nostro più elementare legame è che tutti noi abitiamo questo piccolo pianeta, respiriamo la stessa aria, ci preoccupiamo per il futuro dei nostri figli e siamo tutti mortali». Un messaggio forte e significativo col quale ribadire la massima disponibilità al confronto. Rinnovo quindi l'invito a tutto il Consiglio Comunale a lavorare insieme con l'unico obiettivo di costruire le nostre soluzioni, soluzioni che non sono del sindaco, non sono dell'amministrazione comunale, non sono del Consiglio Comunale, sono le soluzioni che riguardano la nostra comunità. Grazie. A completamento dell'ordine del giorno, ovviamente prima di aprire il dibattito comunico al Consiglio la Giunta che è stata nominata. Ho ottenuto direttamente per me le deleghe per quanto riguarda il bilancio, lo sport, gli affari generali, il personale e la polizia locale.
Nominato vice sindaco e assessore con delega alle politiche ambientali e all'urbanistica Stefano Pellizzon. Gli altri assessori sono Rita Elisa Fanton, che avrà le deleghe alla cultura e alle associazioni d'arma e alle relative associazioni, Valentina Pavan, che è assessore esterno e si occuperà di istruzione, Giorgia Tezzot, che si occuperà delle politiche sociali e delle relative associazioni, Flavio Parpinel, che seguirà i lavori pubblici, le attività produttive e il commercio. Sono stati inoltre delegati 3 consiglieri, Mauro Marchiorri, che avrà la delega alla protezione civile, Davide Simonella, che avrà la delega alle politiche giovanili, e Renza Antoniazzi, che è stata nominata prosindaco nella frazione di La Salute di Livenza. Un grazie a tutti loro per la disponibilità, l'impegno che metteranno a disposizione, l'impegno che assieme a tutti i consiglieri di maggioranza e di opposizione metteranno al servizio della comunità. Buon lavoro a tutti. È aperto il dibattito. Grazie. La ringrazio delle parole che ha detto questa sera, ringrazio tutti i cittadini che sono qui presenti e anche i cittadini che hanno sostenuto questa lista. È stata, per quanto mi riguarda, una campagna elettorale che ha iniziato con delle stonature, nel senso che nel momento in cui sono stato come candidato sindaco, secondo a mio avviso uno schema che ogni tanto si ripete in questa comunità, sono partite le prime lettere diffamatorie nei miei confronti, che sono pervenute a aziende e a persone a me vicine, nelle quali sono stato accusato di essere un truffatore, un consumatore di sostanze stupefacenti, uno che picchia la sua convivente e a tante altre belle cose. Quindi questo è il clima con cui si è iniziata questa campagna elettorale. Ovviamente, come posso dire, mi sono difeso con quello che potevo fare, con gli strumenti che ho, e quindi certificato e casellario giudiziario e carichi pendenti, ove ovviamente c'era scritto che io avevo nulla a mio carico. Questo per dire qual è il clima che si respira in questa comunità. Poi noi siamo andati avanti lo stesso per la nostra strada, abbiamo fatto le nostre proposte ai cittadini, sono proposte che devo dire, insomma, sono anche state accolte con un certo favore, perché siamo arrivati secondi, per carità, e quindi abbiamo perso. Le riconosco il fatto di aver vinto, ma ci siamo avvicinati come non mai, credo, nelle ultime elezioni degli ultimi 20 anni di questo comune, e quindi da questo punto di vista questo ci sprona ancora di più a fare quello che sarà il nostro ruolo all'interno di questa consigliatura, e cioè quello dell'opposizione. Quindi voteremo a favore le delibere che noi riteniamo essere come posso dire, in linea, in sintonia con quello che era il nostro programma elettorale, la stimoleremo attraverso interrogazioni, interpellanze e gli strumenti a disposizione l'opposizione a attenzionarla su quelli che sono dei problemi che ci sono in questa comunità. Saremo anche i referenti per la comunità, appunto, saremo delle sentinelle sul territorio per quelle che sono le problematiche che ci vorranno essere rappresentate attraverso non solo i nostri 4 consiglieri, che me compreso, che siedono qui in questo tavolo, ma anche attraverso le altre persone che erano nella lista. La nostra esperienza non termina con oggi, ma noi saremo comunque presenti sul territorio. Le auguro un buon lavoro, sono 5 anni che le aspettano, con un programma che è stato approvato dai cittadini e che quindi noi, come posso dire, vigileremo affinché venga messo in campo. In questo Consiglio Comunale ci sono moltissimi volti nuovi, ci sono persone giovani, e quindi io credo che la voglia di fare e le potenzialità da questo punto di vista ci sono tutte. Grazie. Buonasera a tutti, buonasera anche ai cittadini presenti, grazie anche da parte mia, signor Sindaco, per le sue parole. Abbiamo sentito le linee programmatiche in maniera sintetica, io le ho lette attentamente.
Si parla spesso di incoraggiamento alla partecipazione, offrendo maggiori occasioni affinché il cittadino possa esprimere il suo punto di vista. Le forze politiche qui presenti rappresentano quasi il 60% della popolazione sastinese e proprio in virtù di questo e da quanto da lei enunciato, dall'idea anche manifestata recentemente sulla stampa di aprire un confronto diverso con le opposizioni, secondo il mio modesto punto di vista sarebbe stato opportuno rinviare la presentazione delle linee programmatiche, questo è ammesso anche dall'articolo 11 dello Statuto, che prevede un lasso di tempo di 120 giorni. Questo lasso di tempo aveva permesso una partecipazione effettiva e la possibilità di esprimere anche il punto di vista delle opposizioni, teso comunque ad un apporto collaborativo e inaugurando un nuovo metodo di confronto in coerenza con quanto da lei affermato. Ciò mi pare che non sia avvenuto, ne prendiamo atto. Le linee programmatiche si risolvono spesso in enunciazioni di principio, a volte anche un po' di retorica, c'è un'illustrazione generale, questa sera per fortuna non abbiamo sentito tutto il programma, però tendo a dire che su molte questioni anche il nostro programma affrontava i temi da voi sviluppati e forse ecco, dava magari delle soluzioni più concrete. Faccio dei piccoli esempi perché non sto neanche io qui a elencare tutte le questioni. C'è ovviamente il Comune è obbligato ad approvare il PAES, occuparsi delle fonti rinnovabili, tutte questioni previste dalla legge, il piano delle acque che mi pare state portando a compimento, obbligatorio per legge, per evitare, scrivete, cicli, inondazioni e periodi di siccità, però nel programma non ho visto traccia di soluzione per quanto riguarda l'irrigazione di una buona parte della bonifica attraverso le acque di Livenza. Si tratta di un vecchissimo progetto ormai degli anni 90 che dovrebbe essere rivisitato e che non è mai più stato preso in considerazione, tanto per citare alcuni casi. Ovviamente delle nutrie non se ne occupa nessuna amministrazione comunale a nessun livello e quindi sorvoliamo sul tema. Sui temi ambientali ho visto che l'unico momento importante è la sistemazione del cason sullo stagno del bosco, però nessuno si preoccupa di bonificare lo stagno che è alimentato da acqua solforosa dal sottosuolo e inquina da decenni l'habitat contiguo allo stesso stagno e il canale Melonetto dallo stagno fino quasi al ponte sulla Triestina. Quindi si chiede anche, chiediamo noi, chiedo io, se si può sistemare un po' questa faccenda dimostrando una sensibilità un po' più concreta. Sono entrato nella pagina del forma lavoro del comune, non c'è nessuna notizia a recarsi in comune nell'ufficio all'apposito sportello. Si parla di far crescere la profondità della cultura, tra virgolette, far crescere la profondità della cultura attraverso una nuova biblioteca, serate per presentazione di libri, mostre, serate musicali all'aperto, coinvolgendo i giovani, e non si parla di impostare una gestione di tipo aziendale del cinema teatro per un utilizzo più frequente durante l'anno, di giorno e di sera, oppure di un progetto di connessione di tale struttura con la scuola per promuovere la passione per la cultura e per le arti fin da piccoli e soprattutto in orario scolastico. Ho visto che è stato fatto qualche piccolo intervento di sera, però non c'è la partecipazione dei bambini e delle famiglie, quindi non ha senso continuare su quella strada. Si parla di piste ciclabili, ma non c'è un progetto intercomunale di sviluppo ciclabile con i comuni contermini, soprattutto con
con Caorle, Anone Veneto, teso a valorizzare il bosco, l'area, l'ex oratorio Gini, Corbolone, cercando di rivitalizzare quella frazione con la formazione di un piccolo museo proprio in quei locali, affittando magari i locali anche per insediare le sedi di alcune associazioni invece di ricorrere sempre a nuove costruzioni. Si parla di attenzione alla disabilità e poi non è previsto l'adeguamento in tal senso dell'impianto sportivo della salute che mi è stato segnalato durante vari incontri che abbiamo avuto con la popolazione. Ricordo in particolare questo aspetto importante. Il nostro programma faceva perno, perché ormai è praticamente superato, però può essere ripreso in parte, faceva perno, dicevo, su tre questioni fondamentali. Il tema del lavoro, attraverso la costituzione di una consulta permanente del lavoro e delle imprese, perché siamo consapevoli tutti dell'inutilità dei centri per l'impiego e di conseguenza anche dell'informa lavoro come funzionano oggi, e quindi è necessario aprire un confronto sulla costituzione di una rete con la direzione provinciale del lavoro, con le associazioni di impresa, le associazioni sindacali, le varie categorie del lavoro e direttamente anche con le imprese per costruire dei percorsi per l'inserimento dei giovani attraverso la formazione. È necessario quindi orientare la formazione verso le reali richieste delle imprese, che in molti casi non trovano in paese il personale professionalizzato e sono quindi destinate all'estinzione. Queste sono notizie recenti che si comincia a sentire sempre più di frequente. La nostra proposta è la costituzione di una consulta del lavoro che metta attorno al tavolo tutti questi soggetti interessati per un continuo scambio di informazioni e conoscenze che permetta di dare risposte immediate ai problemi. Il Comune in questo senso, secondo il nostro punto di vista, in questo processo dovrebbe essere un elemento propulsivo e da qui potrebbe nascere il vero Informa Lavoro che coinvolgerebbe finalmente le imprese e i giovani. Il secondo punto è un punto un po' ostico per San Stino, si tratta del potenziamento del raccordo ferroviario. In questi ultimi tempi ci sono stati interventi, abbiamo partecipato anche noi a uno di questi incontri presso le autorità competenti per modificare il piano del ferro, cioè i binari della piattaforma logistica. Il tema della piattaforma logistica era stato avviato ancora a metà degli anni 90 con la giunta Basso e si è concretizzato tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000. Scusate. Il tema è questo, si tratta di prolungare il terzo binario sul lato verso Trieste di almeno 200 metri. In questa ipotesi la piattaforma di San Stino potrebbe essere inserita in una progettazione europea con l'obiettivo di raggiungere il modulo europeo che ha una lunghezza di 750 metri da parte delle ferrovie austriache ABB, che è il secondo vettore europeo che gestisce il raccordo, e collegare la nostra area all'interno del flusso delle merci tra Scandinavia e Cina. Sappiamo tutti che c'è il problema dell'embargo con la Russia e quindi queste due soluzioni possono essere utili per il Paese. E quindi è necessario che noi tutti, maggioranza e opposizione, attraverso i nostri rappresentanti politici, ci facciamo promotori di questa iniziativa che può dare benefici di crescita sia per la piattaforma stessa, quindi con una prospettiva di ampliamento, e anche benefici per la zona produttiva che è lì contigua, oltre che all'ambiente, perché il trasporto di merci su treno ovviamente migliora la qualità dell'ambiente rispetto al trasporto su gomma. In questo senso mi sono letto anche un po' il progetto strategico, che è un argomento che affronteremo dopo con le successive 3 delibere.
questo tipo di atteggiamento, questo tipo di progetto rientra perfettamente nel piano strategico della Venezia orientale, nell'argomento che riguarda l'integrazione, connessione e potenziamento degli nodi logistici, che è stato previsto solo per Portogruaro. Forse qui a San Stino ci siamo dimenticati che abbiamo questa importante struttura e magari in sede di conferenza dei sindaci non c'è stata la segnalazione oppure non c'è una sufficiente sensibilità verso questa tematica che io giudico invece strategica per il nostro paese, che verrebbe proiettato in uno scenario europeo. C'è un altro tema a cui ho accennato prima, che ho affrontato anche e sviluppato in maniera più completa durante la campagna elettorale, che anche questo rientra nel progetto strategico della Venezia orientale, di cui discuteremo dopo. Caorle arrivano 4 milioni di turisti all'anno e attraversano tutto il territorio del comune di San Stino. Io penso che sia possibile, perché ho già avuto occasione di discuterne con il sindaco di Caorle una ventina di giorni fa, avviare un ragionamento perché il comune di Caorle è dotato sicuramente di maggiori risorse economiche di noi e assieme alla città metropolitana, attraverso un progetto condiviso che può trovare appunto spazio nel progetto della Venezia orientale, e magari anche assieme ai comuni del Nord Veneto, tanto per restare in tema di territorio dell'entroterra, per attrezzare e valorizzare i nostri territori e renderli atti a accogliere almeno una parte del turismo interessato a un'offerta alternativa, che non è quella tipica delle spiagge, rispetto alla quale soprattutto la gente del nord Europa è molto sensibile, perché è più portata rispetto è più sensibile anch'essa verso le tematiche ambientali ed ecologiche. Quindi superare un po' le frantumazioni di tratti di piste ciclabili e concentrarci su un progetto di pista ciclabile San Stino, Caorle, Annone Veneto, che poi potrebbe interessare diramarsi verso Pramaggiore. E non ho visto questo progetto proposto appunto dalla conferenza dei sindaci nel piano strategico di cui ho parlato prima, e che potrebbe interessare e valorizzare il bosco, che può giocare un ruolo fondamentale appunto all'interno del concetto di turismo sostenibile, anzi sostituirei sostenibile con responsabile, rendendone fruibile almeno una parte, senza snaturare il concetto iniziale su cui è stato formato il progetto del bosco. In questo modo si potrebbe anche creare qualche posto di lavoro e valorizzare complessivamente tutto il territorio dell'entroterra. Io concluderei così. Questi 3 punti rientrano nel concetto di cogliere tutte le opportunità che lei ha citato prima, e aggiungo anche di cogliere tutte le opportunità di sviluppo, perché nel programma non ho visto affrontato con concretezza il tema dello sviluppo. È un tema più difficile, è più difficile da scrivere, forse è facile da scrivere, più difficile da attuare, però se non ci concentriamo sulla tematica della crescita del territorio, rimaniamo un paese semplice come San Stino, dove si vive bene, dove si dorme bene, però non c'è una prospettiva, soprattutto per quanto riguarda i giovani. Qui all'interno dello sviluppo del territorio ovviamente ricadono anche le tematiche occupazionali per quanto riguardano i giovani. Su questi presupposti io, che sono da solo, potrei dire noi, ma noi come gruppo
Siamo disponibili, ecco, a partecipare in maniera propositiva, perché a me sinceramente non interessa il colore del gatto senza prendere i topi, quindi non ne faccio una questione ideologica quando parlo soprattutto in questa sede, e quindi vi chiedo se è possibile, se c'è la disponibilità di rinviare l'ordine del giorno, perché mi piacerebbe, ecco, verificare la possibilità di integrare le linee programmatiche, se siete disponibili. E se non siete disponibili decade un po' tutta l'enunciazione di principio da lei fatta durante la premessa, e quindi non mi sentirei, ecco, proprio per una questione di principio, di esprimere un voto favorevole, quindi preannuncerei già fin d'ora un voto sfavorevole. Grazie. Sì. Buonasera a tutti. E io vorrei iniziare il mio intervento, anche perché non è stato ufficializzato, ma mi auto-ufficializzo. Sarò il nuovo capogruppo della lista civica Livenza, e per me questo è un onore e anche un onere, visto che prima di me, e vorrei ringraziarlo pubblicamente, anche perché ho visto che è presente in sala Luigino Moro, per me non è un compito facilissimo, nel senso che avrò una responsabilità veramente importante. Prima di entrare nel merito di programmi e quant'altro, il mio intervento voleva essere questo. Intanto, come ho già detto, un ringraziamento a Luigino Moro e a tutti i capogruppo, i sindaci che mi hanno preceduto, ovviamente anche al mio sindaco Matteo Cappelletto, che nonostante questo momento particolare, è stata, dopo entrerò anche nel merito diciamo delle votazioni, è stato veramente un periodo forte nel quale Matteo si è distinto e ha vinto. Però vorrei iniziare il mio discorso intanto ringraziando, dando un benvenuto a Cristina Cibin, a Renzo Antoniazzi, a Elisa Terribile, a Giorgia Tezzotta, a Francesca Tollardo, a Marfa Twis che non è presente, a Valentina Pavan. Un benvenuto a Gianluca De Stefani, è un onore averti qui, anche perché hai ottenuto un grande risultato e hai sulle spalle una comunità che è quella di Corbolone, e quindi gammi in spalla perché avrai da lavorare. A Davide Simonella, a Tiziano Bortoluzzo e a Flavio Parpinel. Do anche il benvenuto a Dino, ma Dino è un vecchio del Consiglio, ma in realtà io con Dino non ho mai avuto a che fare, per cui do il benvenuto anche a lui. Ovviamente do il benvenuto a tutti gli altri, e già ci conosciamo, insomma, perché abbiamo trascorso questi 5 anni. Vorrei anche dare un ringraziamento a tutti quei candidati che si sono messi in gioco e purtroppo non ce l'hanno fatta. Si sa che quando si perdono delle battaglie, si hanno delle sconfitte, ma non solo nella minoranza, ma anche nella maggioranza qualcuno non è entrato, ci sono delle delusioni, ci sono dei momenti particolari, perché se uno ci tiene, insomma, è comunque un momento negativo. Quindi vorrei ringraziarli tutti perché si sono messi tutti in gioco, ognuno a suo modo, ognuno col suo modo di esprimersi e di fare, però l'hanno fatto, e questa è una cosa importante, anche perché nelle 3 liste veramente quest'anno c'è stata un'innovazione, soprattutto in quanto riguarda l'età, e quindi c'è la partecipazione di molta gente giovane, e questo è secondo me una cosa molto importante per la nostra comunità. Un ringraziamento anche ai 5 Stelle, mi dispiace che non ci siano veramente, perché potevano dare il loro contributo positivo, non ce l'hanno fatta per poco, ma so che loro sono tenaci, sono dei bravi ragazzi, e quindi avranno tempo in futuro di rimettersi in gioco. Ecco, per quanto riguarda la campagna elettorale, ritengo che sia stata una campagna elettorale un po' particolare, velenosa, fatta di tante cose che non stavano al punto giusto. Noi di questo siamo stati un po' fuori,
nel senso che abbiamo cercato di portare avanti il nostro programma, le nostre facce, la nostra gente, ci siamo mobilitati con le nostre persone e secondo me una delle chiavi è stata proprio questa, cioè nel senso che mentre dall'altra parte c'è stato un continuo, come dire, bisticcio, anche verbale, anche antipatico qualche volta, lo devo dire con franchezza, no? Noi invece siamo arrivati nelle case dalle persone con la responsabilità di quello che avevamo fatto e con la responsabilità di proporre persone nuove e di proporre anche dei programmi. E così è stato fatto. E questi sono poi i risultati che ne sono scaturiti. Non entro nel merito dei voti perché non ha senso, questi giorni facevo degli esercizi, no? Così. Perché poi siamo abituati a vedere la TV e quando uno perde e uno vince, cioè, non si capisce mai niente chi ha vinto e chi ha perso. La realtà è che uno vince e uno perde, cioè chi prende più voti vince, chi ne prende meno perde. Poi si possono fare tutte le elaborazioni, ma ne ho presi più di qua, ma ne ho presi più di là, ma l'altra volta, ma alla fine questo è. Ecco, e quindi diciamo una vittoria secondo me legittima, che ci sta. Io sono contento perché ho fatto parte della precedente amministrazione e queste sono soddisfazioni perché uno si pone sempre, almeno io me lo pongo, di dire abbiamo fatto bene, abbiamo fatto male, sicuramente potevamo fare meglio, ma se la gente ti premia vuol dire che hai fatto bene, questo è un presupposto e spero che anche questi 5 anni siano anni proficui per tutta la comunità. Sono anche contento questa sera, e non ne avevo dubbi, devo dire la verità, sulle aperture da parte dell'opposizione, perché l'onore della cronaca, questa sera c'è tantissima gente, come sempre il primo consiglio è sempre pieno di gente, no? Poi mano a mano che si va avanti non c'è nessuno, c'è lo streaming là, qualcuno sicuramente se lo vedrà, ma questo è un dato al quale un po' ci fa soffrire chi fa parte del Consiglio Comunale, indipendentemente dai ruoli, perché ci sono temi importanti, discussioni importanti, ma poi alla fine interessa più lo scoop, il momento e poi un po' si lascia. Però devo dire, per quei pochi che sono stati presenti o che hanno avuto la possibilità di vedere i video, l'opposizione è sempre stata costruttiva, ci siamo scontrati, abbiamo fatto le nostre battaglie come è giusto che sia, perché ognuno ha le proprie posizioni, le proprie idee, le proprie proposte, però su tantissime cose abbiamo concluso positivamente e questo è anche questo è un aspetto positivo che io questa sera intravedo e come vi dicevo non avevo dubbi, perché sono convinto che alla fine, diciamo, delle battaglie elettorali c'è sempre una comunità su cui noi dobbiamo rendere conto. È la nostra comunità, la comunità dei Sastinesi, con le loro idee, con le loro posizioni, con i loro modi. E quindi noi, lo ripeto sempre, siccome siamo al servizio dei cittadini, non siamo qui per farci belli o per avere ambizioni particolari, ma siamo qui al servizio dei cittadini e quelli che saranno dopo di noi saranno anche loro al servizio dei cittadini. È giusto che noi pensiamo, al di là delle nostre posizioni, al bene della comunità. E io penso che questa sera ci siano tutti i presupposti perché questo avvenga. Per quanto riguarda l'intervento di Dino, io capisco, anche questo è un contributo, nel senso, quando si vuole esprimere, si esprimono dei concetti, si esprimono dei programmi, questo è il vostro programma, noi abbiamo il nostro programma, abbiamo vinto con il nostro programma, ma comunque sono contributi, comunque sono spunti sui quali avremo tempo 5 anni per discutere e per trovare delle quadre e delle soluzioni. Magari appunto facendo una carrellata così sui punti espressi, non è tutto vero che non si è fatto niente, che non c'è. ci sono i passaggi importanti che se uno va a guardare non gli ultimi 5 anni ma gli ultimi 15 anni sono state fatte tantissime cose, no? E che hanno bisogno però dello sprono anche di enti che non sono solo il comune, ma sono tantissimi gli enti, c'è la regione, c'è la città metropolitana, per fare esempi ci sono i consorzi di bonifica, c'è l'ex genio civile, ci sono una miriade, no? E questo, quando Matteo appunto diceva che sul nostro programma c'è l'intento e la voglia di sminuire, cercare
per il possibile, per quello che si può fare rispetto alle leggi, sminuire appunto l'iter burocratico, è proprio anche questo. Cioè, tante volte tutti, penso, non solo Sastino, ma qualsiasi comune si trova spesso con dei macigni. Io mi ricordo un episodio così, avevamo un incontro, che poi è andato il sindaco, avevamo un incontro per risolvere un problema in via Fosson e l'assessore regionale, non faccio nomi, ha girato la clessidra. Questo è il tempo che ti do. Funziona così, ancora, purtroppo. Non sono cose belle da dire, però voi capite che non è sempre facile. Per cui io sono contento dello spunto che ha dato Dino, nel senso con delle inesattezze, è spesso un po' un programma vostro probabilmente, no? I punti che avevate voi, ma io penso che questo Consiglio sia maturo per cercare almeno come dire, di improntare questi argomenti insieme. Naturalmente potremmo trovare delle divergenze, non sempre delle cose che vanno bene, però il fatto di stimolare dei concetti, a stimolare delle proposte è sempre valido. Io non mi dilungherei ancora molto, se non quello con un monito che ho già detto prima, e lo faccio per i miei assessori, ma lo faccio per tutti i consiglieri. Noi siamo al servizio dei cittadini, passi per nessuno nella testa che questi siano momenti in cui uno deve emergere perché ha altri interessi. Questo è il punto fondamentale e finché noi tutti saremo così sicuramente faremo il bene dei nostri cittadini. Dall'altra parte i cittadini, no, spesso invocano diritti. I cittadini hanno anche dei doveri, non solo dei diritti. E purtroppo questo negli ultimi tempi è sempre più difficile. L'uso dei social, che è un fantastico, nel senso una immediata, uno può immediatamente mandare una foto, una segnalazione, è bellissimo se usato correttamente. Purtroppo certe volte questi vengono usati in maniera non proprio corretta. Ovviamente il re di un momento, il re di 5 minuti, di un momento, di un giorno, e dopo rischia di fare delle figuracce, no? Ci sono tantissime cose, io generalmente non rispondo mai ai social, però qualche volta mi fa male perché ci sono delle persone anche valide che ritieni che abbiano, no, che non sanno distinguere una provinciale da una statale da una strada di bonifica, dove tutti si reggono a, come dire, risolutori, no, moralmente della patria. Purtroppo non è sempre così. Questa è la casa comunale, qui ci sono gli uffici comunali, c'è un sito dove i cittadini possono segnalare tutto quello che vogliono e avete gli assessori che sono a disposizione nelle ore previste. Quindi non è come dire, che vi faccio un rimprovero in generale, no? Voi siete qua e ve lo faccio a voi perché siete qua, ma in generale. Ma è proprio un senso di partecipazione dei cittadini questo. I cittadini devono occupare la casa comunale, devono venire in comune, devono segnalare le problematiche. Troppo facile nascondersi dietro un minuscolo telefonino, no? E dire così, no? Al di là che, ripeto, ci sono anche delle cose che sono sicuramente positive e che vanno tenute in considerazione, però si rischia di non essere oggettivi, di parlare senza dati, no? E poi si fomenta, non so, chissà cosa, più io vedo, i giri sono sempre quelli, no? Sono sempre quei 20-30 che continuano a scriversi, perché dopo anche questo, no? Ma al di là di questo, questo era solo un mio monito affinché i cittadini possano partecipare attivamente alla vita del proprio comune, con i loro disagi, con le loro differenze, con le loro proposte, con le loro, anche dicendo le cose come stanno, non c'è nessun problema, ma qui avete sempre gente che è disposta ad ascoltare, perché una delle caratteristiche che devono avere gli assessori e i consiglieri comunali è l'ascolto, e non è sempre facile per tutti. Io concludo perché altrimenti la faccio troppo lunga. Vi auguro a tutti, compreso a me stesso, un buon lavoro, proficuo, importante. Avremo delle scadenze importanti già nei prossimi giorni e io sono convinto che assieme riusciremo a risolvere i problemi della nostra comunità.
Posso? Sì, consigliere Ricato. La ringrazio per il suo lungo intervento, mi ha permesso di sbollire un po' di rabbia. Io sinceramente sono un po' arrabbiato col sindaco Cappelletto, perché visto che sono stato la causa della sua vittoria, mi aspettavo una delega a qualcosa, magari al commercio, visto la mia oltre ventennale presenza sulla scena. Trovo strano che non si abbiano ancora capito i meccanismi per cui sui quali si regge la democrazia. C'è chi vince e c'è chi perde. Prima di tutto bisogna fare le cose per non perdere, dopodiché non si cerca di dettare le proprie linee programmatiche a chi ha vinto. Io credo che l'intervento del mio capogruppo sia stato esemplare. Siamo qua, abbiamo perso, accettiamo serenamente la sconfitta, molto meno serenamente di quello che si possa pensare, però abbiamo anche qualcos'altro da dire. Ti valuteremo sui fatti, come abbiamo sempre fatto, perché ci contraddistingue da sempre, perché noi non siamo nomadi della politica, non abbiamo fatto l'arco costituzionale, non abbiamo mandato a casa sindaci, non ci siamo macchiati di indegne cose politiche. Possiamo non piacere, abbiamo dei valori che abbiamo detto non contrabbandabili, non vendibili, non comprabili. State attenti, state tranquilli, signori. La nostra storia parla per noi. Abbiamo cominciato nel 2002. 20 ragazzi si sono messi in testa di fare un circo di alleanza nazionale. È un paese profondamente di sinistra. Abbiamo aspettato le 25 tessere per poter andare a prenderci il simbolo. Non abbiamo iscritto la mamma per vincere un congresso comunale in casa. Abbiamo aspettato la 25esima. E abbiamo cominciato un percorso. Abbiamo fatto anche i nostri errori. Il primo di tutto è quello di essere entrati in Cucubita. Poi ci siamo staccati e abbiamo fatto un percorso nostro. E sembra che la gente lo abbia capito. Qualcun altro gli è sfuggito qualcosa. E vi regalo, e soprattutto ai più giovani, un piccolo aneddoto. Nel momento in cui noi dovevamo intitolare qualcosa al nostro circolo, la scelta cadde su un nome importante della vita politica italiana. Era Tremaglia, non quello che ha dato il voto, ma il figlio, che è morto giovanissimo. E poi abbiamo optato per Paolo Borsellino. Scrivemmo una lettera alla sua moglie Agnese per poter intitolare il circolo. Oggi custodiamo questo documento da qualche parte, dove questa signora con grande eleganza, e questo sto per dire, questo dire che qualcuno non lo sa, la sinistra a volte si appropria di idoli che non ha, ma Paolo Borsellino, FUAN, Fronte Nazionale della Gioventù, laureato 110 e lode, professor Musotto. Comunque, a parte questo piccolo apertura, lei ci scrisse e in quelle 4 righe ci disse una cosa fondamentale. Mio marito è sempre stato un uomo di destra, ma prima di essere di destra è stato un uomo di Stato. Da quel momento noi abbiamo deciso di non intitolargli rispettando la memoria, ma abbiamo capito da che parte dobbiamo andare. Non rinunciamo alle nostre idee, ma prima di tutti siamo uomini di Stato. Oggi, nel momento in cui siamo qua, difendiamo gli interessi di una comunità, ma lo facciamo tenendo presente che le nostre idee vanno difese, ma non possono prevaricare quelle degli altri. Siamo sempre stati disponibili al confronto. Forse lei ha avuto sulla sua pelle, caro signor Sindaco, nel momento più triste dei suoi 5 anni, quando dappertutto tutte le persone chiedevano le sue dimissioni, gli unici che qui dentro hanno detto guarda che devi mettere a posto le cose, non ci interessano le tue dimissioni, e tu sei stato eletto dalla gente, ed è la gente che ti deve mandare a casa. Questi siamo. Nessuno ci compra. Sono orgoglioso di aver fatto parte di un gruppo che si chiama I300. Oggi c'è finalmente, e i cittadini veneti lo dovrebbero sapere,
nel 2014 è stato fatto un emendamento alla finanziaria della Regione, dove si obbliga la Regione a chiedere i danni a funzionari e a politici che hanno reso l'immagine del Veneto danno. Porta il nome di Moreno Teso. Noi siamo orgogliosi di questo. Poi per qualcuno che sistematicamente tira fuori ex AN, a parte che ce li avevano loro, visto che il bacino di decantazione degli ex AN si chiama Fratelli d'Italia, Caregheri, all'ennesima potenza, gente che non trovava posto con Berlusconi ha deciso di trovare posto attraverso Fratelli d'Italia. Noi siamo dei Ronin. Sapete cosa sono le figure di Ronin? Sono i famosi samurai che rimangono senza padrone. La mia destra non è la destra che ha messo le macchinette, che ha messo a piedi la gente, che ha creato una delle malattie più grandi di questo secolo, la ludopatia. La mia destra non regala le case lasciate dagli altri ai cognati. Abbiamo fatto una scelta. Noi adesso abbiamo un percorso completo. Posso dire orgogliosamente di aver sostenuto Roberto Zanon, Franco Roman, Igor Gubita, Pietro Meda, Giuseppe Canali, sempre a destra. Non ho oscillato di qua e di là. Domani mi troveranno ancora da questa parte. E se la Lega non avesse scelto Giuseppe Canali come candidato sindaco, non avrei mai fatto una lista alternativa. Perché io sono alternativo alla sinistra. Però se la sinistra vince, complimenti alla sinistra. Queste sono le regole. E siccome qualcuno sul giornale ha scritto che la colpa è mia, che ho portato 309 voti a spasso per il mondo, ti assicuro, Dino Sutto, i miei voti sono sempre stati là, a destra. Può piacere o non può piacere? Non sono tuoi, sono miei. No, i miei sono sempre di qua, i tuoi no. Perché dopo ti farò vedere una cosa. A noi abbiamo tirato fuori un bellissimo file dove abbiamo avuto tutti gli elementi che sono stati eletti in questo Consiglio dal 1945 a oggi. La venuta a un certo punto della sua politica di qualcuno che si chiama Igor Gubita e Dino Sutto ha fatto sì che il centrodestra non abbia più vinto. L'altro giorno mi è capitato, vedo che ci sono dei socialisti in sala, rappresentanti socialisti, mi è venuto fuori il presidente del nuovo PSI, Igor Gubita. Stiamo costruendo allora qualcuno sapeva da che parte stava. La mia abitazione è centro-sinistra. Mi dispiace, Luca Ricato, può piacere o non può piacere, può essere spigoloso o meno, può essere simpatico o meno. Faccio le mie battaglie dal mio punto di vista. In questi giorni sono stato oggetto di star del web, avrei spinto, fatto. Il sindaco si è arrabbiato perché non ho spinto neanche lui. Tutti arrabbiati, tutti in coda per essere spinti da me. Ho avuto la fortuna di avere talmente tantissime situazioni dove la gente si è avvicinata e mi ha detto che ha capito la differenza. Questo per me conta molto più di tutto il resto. Quindi, caro signor Sindaco, lei ha il diritto di governare questo Paese, ha il diritto di tracciare le linee programmatiche. Noi non le chiederemo di ritirare assolutamente. Lei deve fare giustamente quello che ha portato davanti agli elettori e gli elettori hanno fatto vincere. Mi è piaciuto l'inizio, dove lei ha riconosciuto che non c'è più una netta maggioranza come c'era una volta. E su qualche dato ci si può anche riflettere. Se lei vuole una mano, noi siamo qua. Come sempre. Come abbiamo fatto nelle commissioni, come abbiamo sempre e abbiamo voluto portare il nostro contributo a questo Paese. Perché noi non viviamo un incubatore di odio. Oggi lei ha vinto, ma io non riesco a odiarla, non ce la faccio. Io non ho dentro di me la rabbia per non aver vinto. Ho fatto una proposta, non è stata accettata, ne prendo le conseguenze. Non accetto che qualcuno metta il mio nome sul giornale o lo metta sul web e non mi dia la possibilità di difendermi.
perché allora divento come, voi sapete che io ho una grande passione, studio gli indiani d'America da una vita, e c'è una tribù temibilissima, è una sottotribù Apache, si chiamano gli Icarillas. Questi ai loro nemici non gli davano spazio. Saremo dove voi sarete, non ci saranno spazi democratici dove voi potete esprimervi, perché voi avete creato in questo paese un clima di odio, non di confronto. E non ho mai visto l'albero della cattiveria dare frutti buoni. E ripeto, il mio percorso storico non lo mette in discussione nessuno. Poi tra l'altro un giorno parlerò anche col segretario provinciale tale Celeghin, come si chiama, il sindaco di Scorzessi, bravissima persona, no? Che a San Stino Canali è un ex AN vicino a Moreno Teso, a San Donà Leo va bene. Allora qual è il problema? Dicotomia di pensiero? O andiamo bene sempre o non andiamo bene mai? Il problema è che non siamo comprabili e non siamo vendibili. E se qualcuno vuole passare questo messaggio, è meglio che cambi storia. È meglio che cambi storia, perché la storia è scritta negli atti. E quindi chiunque può andare a vedere cosa abbiamo votato, come abbiamo votato. Perché c'è un signore che mi ha detto che abbiamo scaldato il banco politicamente qua. Sì, abbiamo dormito, no? Sindaco. E poi tu vai a girare le urne e trovi 309 preferenze. Proprio così non è. Allora si possono dire le balle, ma a un certo punto le balle finiscono. Canali non pervenuto. 4,5%. Metodo di rilevamento, vabbè, mai viste? Sonda Pino Marino, Salice Giuseppe, cioè Bettula Francesco, cioè, ragazzi, ma dove andiamo con la testa? E gente che non ha capito che abbiamo perso. E quindi, signori, fate un buon lavoro. E lei, io non l'ho votata, stia tranquillo, ma resta il mio sindaco. E chiunque parla male del mio sindaco, se non lo fa a ragion venduta, parla male del mio paese. E io questo non lo permetto. Ai nuovi auguro un buon lavoro sincero. Troverete 2-3 scassabiglie, però persone con le quali potete confrontarvi. Non abbiamo doppi interessi, non abbiamo potentati economici, non abbiamo metri cubi da difendere. State tranquilli. Noi continueremo le nostre battaglie di civiltà. Noi pensiamo che questo paese meritasse un cambiamento, ma se la gente ha deciso così, lo accettiamo e ci mettiamo a lavoro laddove possiamo, con tutta la nostra buona volontà e onestà. Come era il nostro primo slogan, onesti, leali, coerenti. Non è cambiato assolutamente niente. Siamo ancora gli stessi. Mi dispiace per voi. Sì, io se non ci sono altri interventi, a parte che così adesso lo spareggio col 90 per andare su di categoria con gli allievi, è l'ultima volta che l'ho visto così nervoso. A parte le battute per stemperare un po', io credo che comunque il dibattito questione delle linee programmatiche sia stato comunque utile e aiuti ad avviare una discussione che, come dicevo all'inizio, vuole essere improntata sul confronto e sull'utilità del contributo di tutti, anche perché insomma credo possa essere riconosciuto candidamente da tutti in questi anni. Insomma, si è cercato sempre di cercare e trovare le soluzioni. Dimostra che il lavoro, anche complicato, magari a volte ci si è messi 2 o 3 mesi in più per approvare un provvedimento, ma arrivare su provvedimenti importanti, dal PAT al regolamento sulla partecipazione, ai regolamenti sull'assistenza sociale ed economica, insomma, ne cito alcuni, con l'approvazione all'unanimità, significa che il Consiglio ha lavorato, ha discusso, ha trovato dei punti di mediazione e poi sono testi e documenti e impegni che riguardano tutti, non solo
la contestualità e il momento di chi li approva, e quindi credo che da questo punto di vista siano le condizioni. Io non nel merito dei singoli punti che sono stati anche segnalati rispetto al programma, perché la proposta è molto più complessiva, organica, tocca tutta una serie di questioni, insomma, e credo che l'occasione di entrare in Consiglio Comunale anche per qualcuno che è più nuovo possa essere anche l'occasione per riprendere in mano un po' quella che è l'attività quotidiana che poi Comune molte volte fa la collante, da stimolatore, da sostegno delle attività, ma vengono promosse perché altrimenti si rischia magari di non esserne a conoscenza, di non vederle, e magari ci sono esperienze positive importanti che riguardano l'ambiente, se non la cultura, se non lo sviluppo e il lavoro che viene fatto in conferenza assieme agli altri comuni nei vari tavoli, che poi è il caso di approfondire questione per questione. E quindi prendo spunto un po' anche da alcune considerazioni che sono state fatte qui alla fine per ribadire l'importanza e la scelta convinta che l'amministrazione entrante, il sindaco, i consiglieri e la giunta fa nel proporre subito le linee programmatiche, perché c'è un impegno che è stato preso nei confronti dei cittadini con il quale si è presentati e con il quale è giusto che oggi ufficialmente, nero su bianco, ci sia l'impegno e la presentazione e la votazione a sostegno di queste da parte del Consiglio. La relazione del Sindaco è parte integrante di queste linee programmatiche, per cui nei singoli provvedimenti, come si è fatto in questi anni, nelle singole proposte, nelle singole attività, ovviamente c'è la massima disponibilità e la volontà di raccogliere, di mediare, di mettere insieme tutti i che possono arrivare, ma noi abbiamo, e questo non per una mancanza di dimostrazione di volontà di coinvolgimento, ma perché è giusto in primis assumersi l'impegno per cui ci si è presentati ai cittadini e quindi ribadirlo e certificarlo con le linee programmatiche, e da lì iniziare il lavoro, anche perché ci sono delle questioni che sono chiare e limpide nelle linee programmatiche delineate dalle opere pubbliche, agli interventi sul sociale, all'attività. Ci sono poi tante questioni che nel corso di un mandato, nel corso di 5 anni, emergono opportunità, difficoltà che vanno affrontate e discusse, quindi di volta in volta ovviamente ci sarà una discussione con per cui, per chiudere questo punto, io quindi rispetto alla insomma del consigliere Suto direi che la maggioranza propone di mettere al voto le linee programmatiche, l'approvazione delle linee programmatiche e di mandato. Questo auspicio, insomma, questo impegno che è stato anche previsto nella mia relazione di aprire poi successivamente sulle varie questioni un confronto positivo con tutti il Consiglio Comunale. Metterei in votazione l'approvazione delle linee programmatiche e di mandato 2018-2023. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvato con 10 voti favorevoli e 5 contrari. Il terzo punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale è la nomina componenti della Commissione elettorale comunale, che è una prevista per legge in tutti i comuni. Ecco, la commissione elettorale, come dicevo, è composta dal sindaco che la presiede e da 3 componenti effettivi e da 3 supplenti. Nella commissione ovviamente deve essere rappresentata la minoranza. Come dico, il sindaco non prende parte alla votazione, si provvederà alla votazione per scrutinio segreto, quindi con le schede che verranno distribuite ai singoli consiglieri. Nel caso
che non vi fosse l'elezione di alcun membro della minoranza, l'ultimo dei membri della maggioranza eletto ovviamente verrà sostituito dal primo, diciamo, degli eletti della minoranza. Per cui inizierei con la votazione dei membri effettivi della commissione elettorale. Gli scrutatori, se fanno il giro a raccogliere. Adesso procediamo con la votazione dei supplenti, con le stesse modalità di prima.
Ok, quindi risultano eletti come effettivi Francesca, sì, come titolari nella commissione elettorale, Francesca Tollardo con voti 5, Tiziano Bortoluzzo con voti 5 e Cibin con voti 4, una scheda bianca. Per quanto riguarda i supplenti, 5 voti Simonella, 5 voti Terribile e 4 voti De Stefani, quindi sono eletti come supplenti Simonella, Terribile e De Stefani. Metto in votazione anche l'immediata eseguibilità dell'elezione. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Approvato all'unanimità. Abbiamo poi all'ordine del giorno questi 3 punti che riguardano 3 singoli progetti nel merito dell'approvazione quindi della DGR e della legge 16 che norma la conferenza dei sindaci e le attività e iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale del Veneto orientale. Ci sono 3 punti, se i consiglieri condividono procederei alla presentazione di tutti e 3, poi effettueremo la discussione per poi votarli ovviamente singolarmente. La conferenza dei sindaci, parto con una premessa generale anche per informazione rispetto anche a chi è più nuovo, chi ha avuto modo solo in questi giorni di approfondire questi progetti. La conferenza dei sindaci del Veneto orientale nasce da una legge la numero 16 del 93 con la finalità generale che è quella di favorire il decentramento amministrativo e lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale, inteso come l'area che interessa i 20 comuni, essendo attese del portoghese del territorio nord-orientale della provincia di Venezia. La norma regionale prevedeva e prevede degli specifici finanziamenti per le attività della conferenza che hanno avuto un'evoluzione nel corso degli anni e che a seguito di alcune modifiche della legge regionale numero 11 del 2014 interviene anche nel merito di alcuni aspetti delle modalità di finanziamento della legge che norma la conferenza dei sindaci, per cui premia e valorizza la presentazione di attività e di progetti che siano rivolte al rafforzamento dell'assetto istituzionale del territorio, in armonia di quanto previsto con la legge regionale numero 18 del 2012. In questi anni la conferenza ha avviato quindi in conseguenza di questo tipo di attività una serie di progettualità finalizzate a favorire azioni intercomunali in materia di riordino del territorio e di riorganizzazioni di gestioni associate per l'esercizio di funzioni e servizi comunali da parte dei comuni e le loro forme associative volte a rafforzare, come dicevo, l'assetto del territorio. E in quest'ambito si inseriscono i 3 progetti che sono sottoposti all'attenzione del Consiglio. Il primo che si intitola Supporto alla definizione della zona omogenea della Venezia orientale, come tutti sapremo, insomma, con la legge Del Rio che ha normato e definito la nascita delle città metropolitane e quindi anche la città metropolitana di Venezia, può prevedere che nello statuto, su proposta della Regione e comunque d'intesa con la medesima, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni e tenendo conto di alcune caratteristiche o specificità territoriali. Lo statuto della nostra città metropolitana, che è entrato in vigore nel febbraio del 2016, prevede nell'organizzazione della città metropolitana si articola in una o più zone omogenee e il Consiglio metropolitano, nei modi e nelle condizioni previste dalla legge e dallo statuto, provvede al riconoscimento quale zona omogenea degli ambiti territoriali considerati dalla legge regionale 16 del 93, che è la nostra fattispecie. Nell'ambito delle zone omogenee ci sono poi alcune caratteristiche, attribuzioni che possono essere date e valutazioni particolari che possono essere attribuite a queste zone omogenee a differenza dei singoli comuni o dei singoli componenti della città metropolitana. Ad esempio, è una delle più significative, la facoltà di esprimersi sul piano strategico metropolitano e quindi partendo dall'analisi delle procedure adottate in altri contesti metropolitani si ritiene utile avviare un percorso, e questa è una delle finalità del progetto,
di accompagnamento alla fase di proposta costitutiva della zona omogenea della Venezia orientale, che, come dicevamo, prevede non solo un'analisi del territorio metropolitano e specifica del nostro territorio, l'elaborazione poi di una proposta d'intesa che deve esserci tra la Regione, la città metropolitana e i comuni facenti parte della zona omogenea, la definizione di tutti gli atti, degli organi e dei servizi che rientreranno all'interno dello stesso, cercando di aggregarli e di fare una proposta complessiva. Per fare questo tipo di attività, ed essendo questo una delle attività che possono essere finanziate nell'ambito della legge regionale 16 che norma le attività e finanzia le attività della conferenza dei sindaci, questo è il primo progetto a cui si propone di aderire. Il comune capofila di questo progetto è Musile di Piave, la cui sindaca è anche vicepresidente della conferenza dei sindaci. Il costo di questo progetto è di 39.000 euro, di cui 35.600 finanziati dalla Regione e gli altri 4.000 rimangono a carico dei comuni facenti parte, per una quota che riguarda il nostro comune di 282 euro. Il secondo progetto invece si rivolge al sistema informativo per i servizi sociali comunali della Venezia orientale. Anche qui questo progetto prevede di avviare un percorso finalizzato a definire un sistema informativo condiviso che possa essere la piattaforma comune su cui avviare una serie di gestioni associate dei servizi sociali, con una gestione che ha tutta una serie di adempimenti sempre più complicati e anche impegnativi dal punto di vista della gestione, per quanto riguarda tutti gli obblighi della rendicontazione nei confronti di terzi, il tutto legato poi a tutte le questioni relative alla normativa sulla privacy. Siccome questo è un tema su cui tutti i singoli comuni si troveranno a dover affrontare con i loro gestionali, con i loro sistemi informativi questo tipo di attività, l'idea, il progetto è quello di riuscire a cogliere questa occasione per analizzare tutti i sistemi, scegliere e fare delle politiche comuni per dare questo tipo di risposta dal punto di vista burocratico, ma al tempo stesso capire di creare le condizioni che dall'accoglimento della domanda alle valutazioni, alle progettazioni, al monitoraggio dei servizi ci possa essere uniformità all'interno dei territori della nostra conferenza. Il comune di capofila di questo progetto è Portogruaro, il costo del progetto sono 50.000 euro, di cui 45.000 euro finanziati dalla Regione Veneto e 5.000 dai comuni aderenti. Per il nostro comune l'importo è di 357 euro. Il terzo e ultimo progetto, che è l'ultimo punto all'attenzione del Consiglio Comunale, riguarda invece il sistema integrato dei servizi di accesso ai servizi scolastici della Venezia orientale. Anche in questo caso, con le finalità previste dalla legge regionale, l'idea è quella di avviare uno studio che dia come risultato che cosa? Di fare una valutazione di quelli che sono i sistemi utilizzati da ogni singolo comune con i propri regolamenti, i sistemi di tariffazione, che per quanto riguarda l'erogazione di servizi, l'erogazione di agevolazioni, l'erogazione di prestazioni, principalmente quindi legate ai servizi scolastici, quindi il servizio di trasporto e il servizio di mensa scolastica, non solo fare una fotografia, ma al tempo stesso cercare di definire un regolamento sovracomunale che abbia come finalità quella di uniformare le prestazioni e le modalità di accesso dei vari comuni. Anche in questo caso il comune capofila è Portogruaro, il costo del progetto sono 11.500 euro, di cui 10.300 finanziati dalla Regione e 1.150 suddivisi tra i comuni aderenti, che a oggi, nel senso che possono esserci qualche piccola variazione nel caso di mancata adesione di qualche comune, oggi sono rapportati attorno agli 82 euro. Tra l'altro, ad integrazione della, come anticipavo il giorno mi sono incontrato con i capigruppo per quanto riguarda sì, che ho anticipato questi punti proprio perché sono stati inseriti all'ultimo nel Consiglio Comunale di questa sera, abbiamo inserito un passaggio che nella copia inviata, che era quella originale, non c'era, che riguarda il fatto di dare atto che l'adesione del Comune di Sassoino Livenza è subordinata alla partecipazione di almeno la metà dei comuni potenzialmente interessati, di cui al punto 1 dell'allegato, che è la norma DGR, quello che norma e definisce
l'area della conferenza dei sindaci, proprio perché ci pare opportuno e sensato che se almeno metà aderiscono, ovviamente abbia anche un senso ragionare in maniera associata. Se per caso non dovrebbe esserci questa eventualità, insomma, perché la stragrande maggioranza ha già comunicato l'intenzione di aderire e diversi sono i consigli comunali che si terranno in questi giorni, ma essendo il nostro e quello di Cesi i primi due consigli che affrontano questa questione, giustamente ci è parso opportuno inserire questo tipo di clausola. Chiedo scusa, sono stato lungo, apro il dibattito. Se non ci sono interventi, allora li votiamo singolarmente, quindi pongo in votazione il punto all'ordine del giorno numero 4, quindi l'approvazione delle iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale del Veneto orientale, il progetto numero 1, supporto alla definizione della zona omogenea della Venezia orientale. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvato all'unanimità. Il punto numero 5, sistema informativo per i servizi sociali comunali della Venezia orientale. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvato all'unanimità. Il progetto numero 3, il sistema integrato di accesso ai servizi scolastici della Venezia orientale. Favorevoli? Ok. Adesso porrei in votazione, e lo facciamo in questo caso per tutti e tre se non è un problema, l'immediata eseguibilità dei 3 provvedimenti che sono stati poco fa approvati. Quindi pongo in votazione l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvato all'unanimità. Il Consiglio Comunale è chiuso, ringrazio i consiglieri, auguro un buon lavoro a tutti e ringrazio anche tutti i cittadini presenti.